Una fin de agosto con di uomini importanti. Avrei in ogni caso, penso, fatto un video ieri o oggi per una ricorrenza ieri della morte e quindi anche della festa liturgica del beato cardinale Alfredo Ildefonso Schuster, morto il 30 agosto 1954, e oggi per il 10° anniversario della morte del cardinale Carlo Maria Martini, di cui tanti hanno parlato, abbiamo visto giustamente su giornali, telegiornali e altri mezzi di informazione un ricordo di questo grande vescovo, e avrei sottolineato, come sottolineo adesso, penso la grande importanza, la grande valenza dal punto di vista ecclesiale di questi due uomini. Certo, mica li invento io, perché vuol dire, sono pieni appunto i giornali, i libri, internet eccetera di notizie, di riflessioni, quindi credo di dire un po' niente di nuovo, insomma, di aggiungere. Semplicemente volevo dare un contributo perché personalmente ho chiaramente un grande ricordo personale del cardinale Martini, come tanti l'abbiamo conosciuto personalmente, quindi ce lo ricordiamo nei suoi scritti, nei suoi interventi, che magari in qualche scambio di battute avute in gruppetti o personalmente. Ho una, chiamiamola così, venerazione non solo perché è beato, ma per come, diciamo, ha esercitato il suo ministero, appunto il cardinale Schuster. Ma oggi è anche mancato, c'è stata la sua esistenza terrena, Mikhail Gorbaciov, 91 anni, tutti ne hanno parlato anche di questo grande personaggio che ha concluso l'esperienza dell'Unione Sovietica, come tutti sappiamo. Anche qui ormai i libri di storia sono pieni, non solo i giornali, e mi è venuto in mente che anche l'aspetto non soltanto quello religioso per quanto riguardava i primi due uomini, ma per tutti e tre anche l'aspetto politico, in quanto Schuster si è trovato a gestire la Chiesa milanese e comunque a vivere in un periodo estremamente travagliato della storia d'Italia e mondiale, ovviamente. Il cardinale Martini idem in momenti differenti, e Martini comunque, diciamo, si è trovato chiaramente negli stessi anni in cui anche Gorbaciov andava al potere e faceva le scelte che poi ha fatto. E di fronte alla situazione che io personalmente ritengo deprimente della politica mondiale italiana in questo momento, pensare a queste persone, da un lato, come si dice, mi slarga il fiato, perché insomma un respiro veramente di grande livello da un punto di vista della riflessione intellettuale eccetera, chiaro, anche religiosa, ma comunque razionale, civile eccetera. Fra l'altro di Gorbaciov ho ricordo dei pareri molto positivi che mi diede il cardinale Francesco Loris Capovilla quando ebbi la fortuna di parlare con lui ormai oltre 6 anni fa, perché poi appunto mancò, come sapete, all'età di oltre 100 anni, e ricordavo appunto di questa persona che veramente lui vide come una persona eccezionale che riuscì, diciamo, a cambiare le cose come erano. Niente, con questo, per cui io dico sempre, come in altre occasioni, come quando parlavamo dell'acqua che la ghenò e di altre cose, vabbè, per i credenti preghiamo, per gli altri speriamo, insomma in totale cerchiamo di fare quelle cose. Comunque speriamo appunto che gli esempi di questi personaggi, di queste persone veramente di grande livello, possano condurre anche i responsabili
ai vari livelli attualmente. Bene, vi auguri un buon film di agosto e un buon inizio di settembre. Ciao a tutti!